Il nostro consueto appuntamento NER con Enzo Straniero, con quello che è l'appuntamento appunto delle interviste, delle storie su Radio Italia 5. Il piacere quest'oggi di ospitare due grandi amici, Giulio Galeotti e Edoardo Pini. Benvenuti ragazzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siete cugini? Siete cugini, ma vi unisce la stessa passione dell'avicolo, del mondo avicolo. Si è visto. Allora, si parla di toscanafunkygallo.it. Questa è una cosa magnifica, ragazzi, perché io ho scoperto un mondo appunto grazie a loro. E allora, intanto, chi è Giulio e chi è Edoardo? Io sono Giulio e lui è mio cugino Edoardo. Benissimo, allora, chi ci parla di Toscana Funky Gallo? Allora, inizio io che sono Giulio. Siamo due cugini che condividiamo la stessa passione. Io ho 23 anni, Giulio, Edoardo ne ha 42. 45 purtroppo. 45. T'ha fatto più giovane, dai. Sono rimasto un po' indietro. Poi sai come si dice? Gallina vecchia fa buon brodo, giusto per rimanere in tema. Quando l'età ci ha fatto un po' riunire, abbiamo deciso di intraprendere un'attività nel mondo avicolo. Abbiamo un allevamento amatoriale di galline ornamentali. La differenza tra una gallina ornamentale e una gallina nostrale è minima. La gallina ornamentale ha un aspetto un po' più carino, un po' più pregiato, ci sono varie razze, mentre la gallina nostrale sono degli incroci e vengono fatte specificamente per la produzione di uova. Allora, io questa cosa la voglio capire però, cioè come si differenziano una gallina ornamentale da una appunto paesana, tra virgolette, ecco. Allora, la differenza dipende un attimo dalle razze. Ci sono razze che si distinguono per, come ad esempio la moroseta, che in questo periodo ha un grande boom. È una gallina, viene chiamata la gallina pelosa, ha per maggioranza più peli che piume e ha una cosa molto curiosa che sono le 5 dita. Nella zampa ha 5 dita come noi. Infatti, questa si chiama moroseta? Moroseta. Bene. Questa razza viene tenuta come animale da compagnia. Abbiamo molte persone che ce la chiedono per tenerla in casa. È una gallina molto pacata e che si affeziona molto al nucleo familiare e niente, ha il vantaggio della produzione delle uova. Giulio, Edoardo, vi ringrazio per essere stati con noi, per averci portato ovviamente nel vostro Toscana Funky Gallo. Buona giornata. Grazie mille.